Male c'è se questa gente disunita. In fondo siamo 100 personaggi in cerca di verità. E cosa fai se ti rubano la terra? In fondo è solo un modo come un altro di valorizzarla. Cazzo boh, cazzo boh, cazzo boh, cazzo boh. Che male c'è se ti avvelenano la terra? In fondo il cibo è più sicuro se prodotto in una serra. Più o 10 in meno rispetto al 2014. Siamo tantissimi, questo è quello che conta. E quello che conta è che qui abbiamo tutte le generazioni di un popolo. Sono tantissimi giovani e sono tantissimi meno giovani. Questo a significare, a simboleggiare che questa è una lotta di popolo. Ma noi dobbiamo andare oltre il simbolismo di Capofrasca, va oltre il discorso della militarizzazione e della necessità che rispettino il diritto di smilitarizzare i nostri territori. Questo a noi ci è dovuto ed è una scelta politica ed economica che lo Stato italiano deve ai sardi. Lo Stato italiano ci deve restituire le terre pulite, le terre bonificate. Ma oggi, guardate, oggi ci prendono le misure, dietro abbiamo quello che abbiamo la mano lunga dello Stato che ci osserva e che ci pesa e che pesa la ribellione di un popolo, sia i processi di militarizzazione, sia per quanto concerne tutte le altre operazioni che stanno portando avanti a danni dei sardi. Oggi ci uccidono con tutti i sistemi e guerra anche quella del metano che distruggerà i nostri territori e la nostra economia. Attenzione! E guerra oggi la sperimentazione del 5G in Sardegna. Queste sono le nuove guerre. Per cui un problema che si pone è la necessità. Scusate, vedete sto casino. Quindi un problema importante è come dare continuità alla giornata di oggi. Noi non possiamo ripetere i riti all'infinito del vederci una volta all'anno per dire che siamo stati bravi e per contarci. Noi dobbiamo dare seguito a un progetto per la nostra terra che sia un progetto di pace e per un'economia che sia assolutamente in sintonia con la vocazione dei nostri territori. Noi abbiamo troppe malattie, abbiamo troppi morti, abbiamo troppa povertà. Vorrei anche dire che stasera tra noi ci sono genitori di giovani ammalati e di giovani morti. Poco importa se sono civili o se sono militari, poco importa, ma è la sofferenza delle nostre famiglie che ha necessità che venga posta fine. Allora, naturalmente, noi manifestiamo tutta la solidarietà a tutti i popoli oppressi del mondo, il dramma dei curdi, il dramma dei palestinesi, dei siriani, il dramma di tutti i popoli che stanno subendo le guerre, e molte di queste guerre purtroppo passano da casa nostra. Quindi dico che è necessario innanzitutto lasciare spazio alla musica stasera, perché quello è uno strumento in più che ci aiuta a lottare, ma dico che dobbiamo metterci insieme per creare un progetto politico per il nostro futuro. Non possiamo fare
grandi iniziative che poi si consumano in un giorno. Quindi io con questo vi dico a Sibiri, ma Sibiri grasi, non pusti grasi, crasi oi. Grazie. Brava!